Ci troviamo nel laboratorio di cucina. Per noi la cucina 1, quella più grande, quella più fornita dal punto di vista delle attrezzature, però oggi stiamo facendo uno studio per quanto riguarda i risi del territorio. Quindi parliamo dell'IGP Delta del Po, ci sono vari prodotti, adesso i ragazzi vi spiegheranno che cosa vuol dire conoscere il prodotto e poi andarlo a trasformare. Buonasera a tutti. Le ragazze che vi presento qui dietro di me adesso vi spiegheranno queste tipologie di riso che vedete: riso vialone nano, riso venere, carnaroli, riso rosso e arborio. Per l'arborio e il riso rosso vi daranno delle informazioni vocali. Passo la parola alle nostre alunne. Il riso vialone nano è una tipologia di riso che viene coltivata prevalentemente in Italia, in particolare nelle regioni del Piemonte e della Lombardia, in particolare nelle province di Vercelli e di Novara, ed è una tipologia di riso che, come si può notare, ha un chicco di dimensioni medio-piccole ed ha anche una forma tondeggiante. E è importante dal punto di vista del nome perché è un incrocio di due tipologie di riso, ovvero il vialone nero e il riso nano. Poi abbiamo il riso carnaroli, che nell'antichità fu coltivato nelle zone del delta del Po perché era l'unico tipo di riso che si adattava alle zone paludose, e oggi è marchiato IGP, che significa indicazione geografica protetta, ed è strettamente legato agli alimenti strettamente legati ad una precisa area geografica, e è inserito anche nella dieta quotidiana perché è molto digeribile e gli chef lo amano molto perché durante la mantecatura il riso non si disgrega ma resta compatto e quindi ottimo per i risotti. Il riso venere invece è dato dall'unione di due tipologie di riso, un riso che deriva dall'Asia, mentre l'altro riso è un riso che proviene dalla pianura padana e è caratterizzato appunto dal colore nero e le sue spighe sono prevalentemente tendenti al grigio. Sempre il riso venere si differenzia dalle altre varietà di riso perché si mantiene croccante anche dopo la cottura, e è ottimo oltre per la preparazione dei risotti e per i tortini anche per la preparazione di insalate, per esempio l'insalata con verdure, olio al curry e gamberi. Un'altra tipologia di riso molto diffusa in Italia è il riso arborio, che fa parte della famiglia della japonica, mentre il suo chicco fa parte dei superfini. Il chicco si presenta lungo e semitondo e perlato, e il suo volume aumenta durante la cottura, che varia dai 15 ai 16 minuti. Nell'ambito gastronomico è molto utilizzato per piatti asciutti, ma è anche diffuso il suo uso per risotti e minestre. Bene, dopo l'esposizione delle varie tipologie di riso vi salutiamo, e vi salutano anche le ragazze della quarta A ENO dell'Istituto Alberghiero di Adria, Giuseppe Cipriani. Grazie.